Come tutti i lunedì con noi Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega e segretario della Lega in Piemonte, con il quale mi scuso perché abbiamo un pochino tracimato nella conversazione con l'avvocato Mauro Trogu, difensore di Beniamino Zuncheddu, ma il caso Zuncheddu ha talmente tante articolazioni e questioni di interesse pubblico che non si finirebbe mai di parlarne. Intanto grazie a Riccardo Molinari, come sempre. E buongiorno Pronto? Riccardo. Sì. Buongiorno, un saluto a tutti. Eccoci qua. Allora, scusa per il Grazie. ritardo e intanto però ti chiedo subito quale settimana si apre alla Camera dei Deputati. Vedo tra l'altro in home page il ministro Calderoli che sarà ascoltato mercoledì sul federalismo fiscale. Ma lascio a te di illustrare il calendario settimanale della Camera. Sì, questa settimana sarà caratterizzata, avremo come argomento principale un provvedimento del ministro Valditara sul voto in condotta. Abbiamo iniziato a votare la settimana scorsa e dovremmo concludere, penso, mercoledì, insomma, quindi domani e mercoledì dovremo finire questo provvedimento. Tra l'altro un provvedimento della Lega che arriva dopo un altro provvedimento della Lega che abbiamo approvato settimana scorsa, che era il disegno di legge sulla sicurezza che ora passa al Senato. Oltre a questo sono in calendario una serie di mozioni, c'è la mozione sulla cittadinanza, non so se la discuteremo questa settimana o se andrà più avanti, ma insomma la mozione del Partito Democratico sulla cittadinanza per chiedere lo ius soli e lo ius scholae, a cui ovviamente la Lega si opporrà. C'è poi il disegno di legge sul lavoro collegato alla finanziaria che dovrebbe arrivare dalla Commissione, e quindi penso che insomma, fondamentalmente i temi di cui tratteremo saranno questi. Poi dovrà arrivare anche la mozione sul caso Stellantis, che è un tema ovviamente molto dibattuto e centrale sia nell'ottica delle politiche europee sull'auto sia proprio nel concreto per le scelte aziendali insomma, che sta facendo Stellantis in Italia. Quindi questi sono gli argomenti, chiaramente non riusciremo a fare tutto questa settimana, ma la cosa importante è che riusciremo a portare a casa il provvedimento di Valditara sul voto in condotta. Bene, intanto si discute sempre di più della finanziaria, no? Della prossima manovra. Quali sono i cardini dal punto di vista della Lega per la prossima finanziaria? Su questo diciamo che è già tutto abbastanza chiaro, nel senso che avendo fatto una scelta politica l'anno scorso di destinare praticamente tutte le risorse sull'incremento degli stipendi, col taglio del cuneo fiscale contributivo, e quindi si è deciso di incentivare il lavoro dal punto di vista delle buste paga da una parte e dal punto di vista degli incentivi alle assunzioni. Ricordo la detrazione al 120 al 130% per chi assume lavoratori. Tra l'altro tutte misure che hanno dato dei risultati, perché in questo momento abbiamo un incremento importante dell'occupazione, la disoccupazione più bassa da anni, e l'obiettivo è quello di confermare queste misure, quindi il grosso delle risorse andranno a confermare i tagli del cuneo fiscale e gli incentivi alle assunzioni. C'è poi l'obiettivo di mettere qualche risorsa in più sulla sanità, anche per raggiungere un rapporto tra PIL e spesa sanitaria che sia in linea con gli altri paesi europei. E poi un obiettivo della Lega è quello di cercare di incrementare la flat tax, che attualmente è fino a 85.000 euro, l'obiettivo sarebbe portarla fino a 100.000. Tra l'altro anche la flat tax ha avuto una grande importanza nell'incremento dei posti di lavoro, perché con questa misura sono nate tante partite IVA, quindi di fatto sono nate tante imprese e tanti, soprattutto giovani, si sono messi nel mercato del lavoro come liberi professionisti. Ecco, abbiamo letto prima in rassegna stampa, Riccardo, dei banchetti della Lega a difesa delle libertà e in relazione alla vicenda giudiziaria, no, del segretario Matteo Salvini, che tutti conoscono, su Open Arms, la richiesta di 6 anni di pena per Matteo Salvini. Com'è andata nel tuo Piemonte, in giro per le strade e per le città? Molto bene, c'è stata una ottima risposta, tante persone sono avvicinate, sono venute a firmare, anche insomma tante persone che non sono della Lega ma che giustamente sono indignate per questa vicenda, perché tutti riconoscono che non può essere la via giudiziaria il modo di fare battaglia politica.
insomma, che si può non essere d'accordo con le politiche messe in campo da Salvini, ma certamente la battaglia politica non si può fare attraverso un processo, l'autorizzazione a procedere che è stata data dal 5 Stelle e dalle sinistre per far fuori Matteo. Quindi grande solidarietà, ovviamente grande condivisione anche di quelle politiche, nel senso che la gran parte delle persone che firmavano venivano a firmare anche perché condividevano i contenuti dei decreti di sicurezza e il modus operandi del ministro Salvini quando era ministro degli interni. Quindi certamente c'è stata una grande manifestazione di solidarietà da parte della popolazione in tutte le città del Piemonte, insomma da tutte le postazioni sono arrivati numeri alti di firme e tanta gente che si è avvicinata ai banchetti. Ecco, per quanto concerne Riccardo invece la questione dei rapporti con l'Europa, no? Prima abbiamo parlato di finanziaria quanto condiziona il nuovo patto di stabilità la stesura della finanziaria in termini pratici, in termini comprensibili, in termini empirici? Perché si parla di austerità, ma questa cosa non vuol dire niente. In soldoni cosa significa? No, per quest'anno no, quest'anno poco, nel senso che quest'anno non incide, anche perché uno dei meriti del ministro Giorgetti è stato quello di ottenere, diciamo, una progressività dell'entrata in vigore delle nuove norme sul patto di stabilità, e quindi c'è, diciamo, una contrattazione anno per anno tra i governi e l'Europa per capire, insomma, in quale percentuale ridurre la quota di debito. E quindi non è, diciamo, una misura drastica che scatta da un momento per l'altro. Tra l'altro aggiungo che oltre a questo risultato che abbiamo ottenuto, questo dura per 7 anni perché sono gli anni in cui in qualche modo si deve smaltire il PNRR. Oltre a questo va ricordata un'altra cosa, che ora come ora la Germania ha qualche problemino di bilancio e soprattutto qualche problemino di crescita, e quindi per come funziona l'Europa, visto e considerato che i tedeschi in questo momento non hanno nessun interesse a spingere sull'austerità, penso proprio che non arriveranno, diciamo, indicazioni draconiane da parte dell'Europa in questa fase. Ultima cosa, veloce, oggi sui giornali c'è chi adombra degli interessi strani tra Meloni e Musk, spazio, Tesla, eccetera, eccetera. A me sembra molta fuffa, diciamo, no? A te cosa sembra questo ipotizzare chissà quali loschi scambi tra Meloni e Musk? Guarda, non l'ho ancora letto, ma che Musk abbia degli interessi, insomma, mi pare abbastanza evidente, visto che è forse l'uomo più ricco del mondo, uno degli uomini più ricchi del mondo, e che addirittura ha messo in piedi questa azienda spaziale che si sta sostituendo alla NASA e addirittura dovrà lavorare, se non sbaglio, insomma, per la stazione spaziale internazionale, perché diversamente gli stati non sono in questo momento in grado di mandare sul materiale. E quindi questo secondo me è un tema, è un problema di sistema, cioè è chiaro che Musk abbia degli interessi in tutti i paesi, e il problema è che in una contrattazione con Musk non conta nulla la Meloni, e come non conta nulla qualunque altro presidente di un paese. Questo secondo me è il tema che ci dovremmo porre, cioè quanto questo nuovo capitalismo globalizzato, legato al digitale, legato alle nuove tecnologie, di fatto crei dei superstati che non sono gli stati, ma sono questi colossi, queste aziende private che hanno, diciamo, più potere della comunità internazionale pubblica. Il caso della conquista dello spazio è oggettivamente un caso da studiare, nel senso che queste che sono sempre state missioni, programmi di investimento, di ricerca finanziate dalle grandi potenze mondiali, oggi sono programmi che vengono fatti da un privato. E io penso che con tutta l'amicizia, insomma, o la stima che si può avere per Elon Musk, penso che questo sia un tema di sistema. Forse una qualche limitazione a questo capitalismo globalizzato, questa finanziarizzazione del tutto, la politica in generale dovrebbe metterla. E dico questo spero senza rischiare di passare come un pericoloso comunista o socialista, ma insomma, credo che sia un tema davvero che riguarda il futuro di tutti. Sì, è un tema di struttura, ma ho la sensazione, e sto naturalmente usando una figura retorica, che nessuno se ne occupi veramente, soprattutto dal punto di vista politico-istituzionale, no? Perché quello che tu hai detto è sacrosanto, e poi tra l'altro è anche democratico, non è questione di comunisti, è democrazia, diciamo, però insomma facciamo finta di niente, che è un po' il metodo che si usa in tanti frangenti. Intanto io ti ringrazio. Grazie a Riccardo Molinari, buona mattinata Giulio. Riccardo, buona settimana. Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Tra poco
Sì, giusto, andava il jingle di chiusura, credo sia andato, e tra poco dicevo, dopo un'altra piccola pausa musicale, in omaggio a Ray Charles, che nasceva oggi, il 1930, un gradito ritorno, penso gradito, spero gradito, per me sicuramente lo è, quello di Carla De Bernardi.